Mark. Aurora Rigo 1:03.63, suo miglior passaggio ai 100 metri in questa seconda serie. Noi andiamo a presentare le atlete della prima serie 400 stile libero femminili. In corsia numero 1 parte per l'anno 2002, atleta che ha partecipato la scorsa estate in Coppa Komen vincendo 2 ori e un bronzo con la nazionale italiana giovanile, Elena Pravato, rossa-blu. In corsia numero 2 parte per la rappresentativa Rosà classe 1999, ai categoria 2015 al foro italico bronzo nei 200 stile libero Morgan Farronato. Al suo fianco in corsia numero 3 per la rappresentativa Rosà, ai criteri di quest'anno l'argento negli 800 stile libero Eleonora Marin. In corsia numero 4 per il Veneto Banca Montebelluna, ai criteri di quest'anno argento negli 800 stile libero, bronzo nei 400 Coppa Komen per lei nel 2014, Vittoria Grotto. In corsia 5 parte Laura Pedrolli, nuotatori trentini. In corsia numero 6 per l'anno 2001, ai criteri di quest'anno argento nei 200 e bronzo nei 400 stile libero, Ludovica Zarpellon, rosa. In 7 parte Michelle Weber, South Africa. In 8 Vittoria Tomietto, Veneto Banca Montebelluna. Sempre Aurora Rigo a condurre dalla terza corsia questa serie numero 2, atleta classe 1998, Gabbiano la sua società, 34,22 i suoi ultimi 50 metri, siamo ora alla virata dei 3,50. Ancora ricordo che tutte le premiazioni dello stile libero verranno effettuate al termine dei 400 stile libero maschili. Al termine della prima serie effettueremo tutte le premiazioni dei 400 stile libero. E si conclude allora questa serie 2 Aurora Rigo dalla terza corsia, 4:26 e 17. Il suo responso cronometrico sempre ufficioso al tocco, ricordiamo Alessia Checchi intanto in seconda posizione, 4:33 e 37. Attendiamo l'arrivo di tutte le atlete, dopodiché alla partenza la prima serie già presentata.